fino adesso abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato con i compositori, abbiamo parlato con gli artisti, con i cantanti, i fonici. Mancherebbe una categoria che è un po' importante, che sarebbe quella dei musicisti, cioè i musicisti, gli strumentisti. E io qui c'ho un compagno d'avventure da presentarvi, eccolo lì, guarda che barba che gli è venuta. Sì, effetto quarantena. Allora, sto parlando di Simone Salza. Simone Salza è un clarinettista, sassofonista, è un grandissimo musicista con cui io collaboro da ormai tanto tempo. Ecco, adesso da Simone mi faccio raccontare, ad esempio, mi dici solo qualche, senza, proprio devi essere sintetico, qualche titolo, qualche film in cui hai suonato il tuo strumento, che sia clarinetto o sax, comunque solista. Mi dici qualche titolo? Allora, La vita è bella. Ah, punto. Oscar, poi? La stanza del figlio. Sì. L'ultimo bacio. Sì. Baria. Baria, ok. Giusto 4 compositori in croce, ecco. Sì, ho messo. Allora, e poi sono convinto Oscar. E poi sono convinto che lui l'ho preso alla sprovvista e non se le ricorda tutti, perché sono talmente tanti. Che mi devo ricordare proprio, ma anche ho visto Giuliano, quindi anche con Giuliano ho fatto, Giuliano e Carmelo abbiamo fatto diversi film, tra l'altro anche Figli, che è uno degli ultimi. Bellissimo, tra l'altro. Esatto, e ne abbiamo fatto poi un altro, io dico abbiamo fatto perché insomma faccio parte della famiglia, e abbiamo fatto un altro che credo che non sia più uscito proprio perché era a ridosso diciamo del periodo di quarantena, e quindi dal 9 marzo che non uscirà appena possibile, insomma appena ci riusciranno. Ma senti, invece, la butto là, io ricordo che tu veramente hai lavorato con tantissimi compositori di musica per film, mi sembra che con alcuni tu ci hai lavorato particolarmente. Io ad esempio mi ricordo, mi sembra Pierzanti, Piovani, Buonvino, mi sembra che con alcuni hai lavorato proprio tanto, o no? Sì, tanto un rapporto durato tanti anni, che è ancora in essere, insomma, cioè, vabbè, il maestro Piovani mi ha visto crescere, perché veramente ho iniziato con lui nel 91 e tuttora adesso, insomma, continua la collaborazione, non solo poi per quanto riguarda il cinema, ma anche fuori, spettacoli, concerti. Attività concertistica, certo. Esatto, quindi è stata un'attività molto lunga. Franco Pierzanti, lo stesso, che io adoro come compositore, cioè veramente ti fa fare un viaggio. Il maestro Pierzanti ti fa fare un viaggio, quindi cito anche Montalbano, cito film di Moretti, insomma, sì, esatto. Diciamo, scusa. Sì, dimmi. No, diciamo che uno fa prima a fare il contrario, dov'è che non hai lavorato o con chi non hai lavorato, perché è stato sempre molto intenso. Devo dire che a me è sempre poi piaciuto fare questo tipo di lavoro. Innanzitutto è molto creativo. E poi c'è sempre l'incognita, perché magari chi ci ascolta non se ne rende conto, no? Ma ti ritrovi in studio e spesso non sai cosa accadrà e cosa andrai a fare. E ti chiedono, lo strumento da portare, a me ne chiedono sempre più di uno, però vai lì e poi in un attimo ti devi catapultare nel film che è stato girato e montato. E insomma, e quello io lo trovo molto entusiasmante, a me è sempre piaciuto. Delle volte devi anche ricostruire momenti, cioè nel senso, poi io suono uno strumento che comunque, diciamo, si adatta alle situazioni e cambia molto in base alle situazioni che ci stanno, cioè tipo sax soprano, clarinetto, insomma. Sì, è una cosa, sto parlando di una cosa tecnica, perché uno magari non ci fa caso, però è così, succede questo. Però una cosa lo si può dire, credo che il clarinetto sia uno strumento molto utilizzato nell'ambito delle colonne sonore, no? Il clarinetto è molto utilizzato perché l'eleganza del suo suono e poi lega benissimo con i dialoghi, quindi nel suo dialogo può continuare
a fare un tema anche da solista, senza comunque andare, senza essere troppo, diciamo, invasivo sul dialogo. Il sax invece a volte è un po' troppo, diciamo diventa un po' arrogante sotto certi punti di vista, e lo dico tra virgolette, perché poi sono stati fatti dei temi meravigliosi, cioè Franco Piersanti ha scritto delle cose per sassofono soprano che sono meravigliose, proprio utilizzate, anche lo stesso Montalbano, però sempre, diciamo, come dialogo alle immagini, non solo dialogo delle voci. Certo. Mi viene in mente una cosa, quando abbiamo fatto una rivisitazione del tema di Blade Runner, che è di sax, ma infatti non sta quasi mai sui dialoghi quel tema. Il film è bello. Esatto. Io feci pure una ricerca, adesso non mi ricordo il nome, andai a cercare proprio chi l'aveva registrato, che è un sottofonista inglese. Sì, si chiama... non me lo ricordo adesso, ho fatto una ricerca, bravissimo, cioè molto sensibile. Sì, Nick qualcosa, ora non mi ricordo. Sì, tra l'altro perché a me ha sempre incuriosito il tema di Blade Runner, sono veramente 4 note, e le 4 note è difficile interpretarle, molto più delle 40 o delle 400. Ecco, poi succede anche questo nelle colonne sonore, interpretare. Comunque io credo che la cosa fondamentale è proprio leggere in quel momento cosa vuole il compositore, e quindi, diciamo, aiutarlo anche sotto questo punto di vista, perché magari lui sta pensando una cosa e giustamente non è facile poi comunicarla, no? Perché parliamo di musica, quindi spiegarla a parole, e invece poi è bello quello, a me è sempre piaciuto, ma sempre appassionato, cioè guardare veramente quello che è scritto, o a volte nemmeno è scritto, però con le immagini, quindi guardare le immagini aiutano molto, insomma, sì. Perché è particolare. Massimo, gli vuoi fare una domanda? Se no vado... No, in realtà brevissima, volevo dare un consiglio di visione e di ascolto a Simone, che io tra l'altro ammiro tanto perché ho buona parte delle colonne sonore che ha citato, quindi lo conosco benissimo. Tanto io sono un fan di Franco Piersanti, quindi va bene, ci cadiamo a fagiolo. No, dovevamo fare proprio in questo periodo, insomma, tra l'altro all'auditorium dovevamo fare un concerto. Lo so, per Montalbano e non solo, anche per il Corto Maltese. No, ti volevo consigliare la visione di una serie TV su Netflix, se non mi ricordo male, che è Sex Education, dove il compositore usa il clarinetto e il sax per commentare tutte le scene un po' particolari, un po' ridicole, ma in realtà sarcastiche, e sta alla perfezione sui dialoghi. E ti dico che ci ho fatto caso. Ci ho fatto caso perché l'ho vista la serie. Hai visto? E ho fatto caso a questa cosa. Sai, l'orecchio poi va sempre lì alla fine, quindi sì, no, è vero, è molto interessante, è vero, è interessantissimo. Ma è fatta un po', è con criterio, fatta con criterio. Infatti. Con loro che sono tutti giovani, quindi c'è anche il lato, diciamo, più sbarazzino, più allegro, più ci sta benissimo. È quello. Senti Simone, io ti faccio quest'ultima domanda, che sono 2 domande in uno. Allora, uno dei motivi per cui io sono ben felice che tu sei qui ospite è perché io ritengo un'ingiustizia che nell'ambito dei festival normalmente ci sono premi al compositore, ci sono premi al miglior suono, premi alla miglior canzone, ma non si parla mai un premio allo strumentista o magari all'orchestra che ha eseguito quel tale lavoro. Quindi io mi auguro e mi auspico che questa mancanza, che secondo me è fondamentale, perché ripeto, poi il compositore è una figura enorme, voglio dire, nell'ambito di una, però lui è un po' l'attore, lo strumentista è un po' l'attore della colonna sonora in questo senso. Quindi io mi auguro che questa lacuna sia colmata al più presto. La domanda che ti faccio in questo senso da strumentista è, che ho fatto anche gli altri, però a te la declino proprio come strumentista. Cosa cambierà dopo questi 2 mesi di lockdown, dopo il fatto che per molto tempo probabilmente in studi di registrazione sarà difficile forse andare, o non lo so, io penso alle sessioni di registrazione delle orchestre, ma in fondo anche ai solisti come te. Secondo te come cambierà il nostro modo di lavorare?
Ma io vedo, ma già prima, diciamo, da questa crisi sanitaria, da questo problema sanitario importante, io credo che per i solisti si comincerà molto a lavorare nei propri studi, a casa, cioè, o in qualsiasi studio, in particolar modo per i solisti. Per l'orchestra non lo so, ed è un po', cioè, per l'orchestra diciamo che è un po' più complesso, anche perché poi diciamo, se continuerà questo distanziamento sociale, cioè la grande orchestra, cioè gli archi al leggio che sono due, cioè, diciamo, comunque sono nati una serie di problemi. Dovranno in qualche maniera, non lo so, forse riducono gli organici, però per quanto, che ne so, per quanto mi riguarda, io la vedo un po' che molto, cioè molto del lavoro, anche se tanti compositori per esempio già lo fanno e apprezzano, però tante persone vogliono che ne so, che io vada in studio. E credo che invece adesso cambierà un po' per tutti, si dovranno abituare anche a questo, perché è una soluzione per continuare, perché sennò veramente diventa difficile. Certo. È difficile anche perché insomma sappiamo benissimo che stiamo andando incontro anche a dei problemi comunque economici, di budget, che non sarà facile risolverli. Tra l'altro la nostra categoria in questo momento nessuno ne parla, cioè non ci sono state poi, insomma, non ho visto questa grande sensibilizzazione da parte di chi cioè appunto avete fatto così, avete fatto. Io ero stato un po' più moderato, ma invece no, ma sono pienamente d'accordo. Quindi nel senso che non lo so, ci dobbiamo pensare noi, e come dicevi prima, ti ascoltavo, lavoratori dello spettacolo, cioè lavoratori dello spettacolo. Lavoratori dello spettacolo. Perché veramente questa parola artista è pericolosa per noi, no? È pericolosa. Sarebbe bellissima, ma è pericolosa. Facciamo i lavoratori dello spettacolo, almeno c'è la parola lavoro, no? Perché ma l'ho sempre detto, fa parte dello stereotipo. Pensare l'artista fa parte, sembra una classe privilegiata che non si diverte, mica lavora, si diverte, è ricco. Esatto. Vi dico che hanno redatto delle contravvenzioni con scritto la musica non è lavoro. La musica non è lavoro, sì. Quindi capita anche quello. Senti Simone, sì. Io ti devo salutare, ma tanto anche te ci sarà il momento della puntata proprio dedicata a te e a tutti i lavori che hai fatto, perché è importante l'angolo di visuale tua, che è diverso ma complementare a quello del compositore e di tutto il resto. Io ti saluto, ti do un bacio, tanto ci si vedrà prestissimo. È stato un grande piacere, veramente. Per me. Piacere Grazie, mio. Simone. A presto. Dai con i musicisti, dai. Forza ai lavoratori dello spettacolo. Lavoratori dello spettacolo. Esatto. Lavoratori dello spettacolo. Ciao. Ciao.